Ce li prepariamo due taralli dolci per Pasqua, che dite? Questi sono quelli che ho preparato io. Li prepariamo insieme. Andiamo. Sono da provare. Per questa ricetta ci occorre latte, zucchero, ho grattugiato un limone, aggiungo una bustina di zucchero vanigliato, ma potete usare vaniglia, pasta di vaniglia, quello che preferite. Due uova. Per le dosi precise tutto in descrizione. Le uova sono 2 intere e un tuorlo, ho messo anche un tuorlo, l'avevo dimenticato. Aggiungo un pizzico di sale, un po' di strega a piacere, limoncello, se a voi non piace non ce lo mettete proprio. Ci mettiamo il burro fatto a pezzettini, aggiungo la farina e poi impasto con le mani. Ho aggiunto anche il lievito per dolci e adesso dobbiamo impastare con le mani. Eccolo pronto. L'impasto deve venire così. Prendiamo un po' di impasto, ci aiutiamo con un po' di farina. Deve essere più o meno 25 centimetri. Chiudiamo qua. Deve venire più o meno così, più o meno. Poi prendiamo una teglia con carta da forno. Accendiamo il forno 180 gradi statico, sopra, sotto, e io li metto al centro. Eccoli qua, io ho già infornato i primi, inforno questo e torno. 15 minuti e sono pronti, eccoli qua. Li lascio raffreddare e dopo li finiamo di preparare insieme. Per la glassa ci occorre zucchero a velo, aggiungo ad occhio un po' di limone, un po' di acqua e mescolo. Per il limone e l'acqua aggiungete un po' alla volta. Fate un po' ad occhio, non aggiungete tanto. Ecco qua, deve essere così. Prendiamo il tarallo. E poi lo decoriamo a piacere. Ecco qua, così. Eccoli qua, li lasciamo qua, li facciamo asciugare un po'. Eccoli pronti. E c'è nonno. Mio nipote ride. Ride, non piange, mi raccomando. Eccoli pronti. Provateli.